Signori, bentornati in un nuovo episodio. Ti ho fatto una domanda, chi è stato? È stata Sitra? È stata mia sorella? Ti credi uno di noi? Pensi di essere come me? Al bamboccio americano la giungla glielo fa venire duro. Ficcherò un proiettile dritto nella testa di mia sorella. Come con tuo fratello Grant. Fottiti. Sei arrabbiato, Jason. Tu sei furioso. Ok, lo capisco. Sì. Senza famiglia, che cosa cazzo siamo? Un cazzo. Un tempo avrei fatto di tutto per mia sorella. La prima volta che ho ucciso è stato per lei. Ma non era abbastanza per lei. No, dai! Lo sai qual è il problema degli affetti, vero? I cazzutissimi affetti! Arrivano e te lo tirano nel culo ogni volta! E allora mi dicono, Vas! A chi cazzo tocca adesso? A loro o a noi? Noi o a loro? Come se fossi sempre costretto a una cazzo di scelta. Comunque questo accendino fa davvero schifo. Lo sai, ti rovino la poesia. È un vero peccato che Sitra ti abbia tatuato, perché ora per ucciderti bisogna cancellarti. Cazzo è sta Sitra? Shh, va tutto bene. Non piangere. È ok. Che sembra Lara Croft, raga, Lisa. Non so se ci avete fatto caso. Te lo giuro su Dio. È davvero bello. Che tu sia proprio No, non lo fa, dai. L'ha fatto. Attenzione. Sta dando fuoco a tutto l'edificio con me e nostra moglie, la nostra ragazza dentro. Siamo caduti di sotto. Il panico. Dobbiamo cercare di raggiungere Lisa, presumo. Lisa, arrivo! Esatto. Bene. Allora, vai, andiamo. Minchia, abbiamo 3 minuti. Vai di qua. Ok. Sparo alle valvole. Sto arrivando! Vai, ricarica. L'avevo già capito. Ci sono fiamme ovunque! Sali. Madonna, non riesco a accendere. No, spegni il fuoco. Stavo prendendo fuoco. Niente, non sale. Guarda. Porca madonna. Ho perso 10 secondi così. Ok. Niente, allora sono proprio un coglione. Vai. Cammina. Oh, ma no. Dai. Assolutamente no! Perfetto. Mamma mia, il bordello in cuffia. Cazzo. Vai, spegni le fiamme, bravissimo. Ok. Non ce la faccio più con Vai di qui. E cammina. Mamma mia, ci ha dato fuoco a noi due dentro con tutto. No. Perfetto. Ok, ragazzi, siamo di nuovo qui. più con questo caldo. Manco io ce la faccio più con sta cazzo di missione. Vai. Piano. Vai di qui. Hai rotto il cazzo. Stai calma, Lisa, tranquilla, sono qui. Oh mio Sta Dio! ferma. Hanno preso Oliver! Adesso non possiamo farci niente. Non mi guardare così, non rompere i coglioni, dai, andiamoci. Minchia, mi guarda tipo, minchia, ora andiamo a prendere. È già tanto che sono qui a salvarti il culo. Ok. Oh no, non ce la faccio! È l'unica via d'uscita. Andiamo. Oh mio Dio! Oddio. Mamma mia. Porca madonna. Penso di sì. Là, prendiamo il pick-up. Dai che siamo vivi. Poi Elisa, cioè giustamente lei mi ha vista venire con delle armi, con delle robe, no? Cioè dice, ma un ragazzo normale. Cosa? Guida. Ok. Mirate al serbatoio. Cioè immaginatevi la situazione. Merda, non
Vai, 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 vai. Hai rotto i coglioni. Vai, 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 vai. Dobbiamo andarcene da qui. Giustamente adesso lei mi vede sparare, no? Cioè, non ho mai sparato. Wow! Hai visto l'esplosione? Cosa? È esploso qualcosa? Oh, cazzo. Immaginate la situazione, perciò, raga. Ma io ho il lanciagranate. Capite? Immaginate la situazione. Noi siamo delle persone normali. Lisa ci conosce così. E poi ci ritroviamo. Dietro. Dirigo il traffico! Tipo così. Ce la faccio! Come faccio a manovrarlo? Te la stai cavando! Mamma mia, raga. Fantastico. Ci sparano addosso! Ecco perché Far Cry è molto forte. Sparando, Jason! No. Vai tranquilla. Piano col volante! Non mi aiuti! Noi ci siamo... abbiamo fatto progressi. Comunque ho una mira assurda. Come faccio a concentrarmi se quelli mi sparano? Quale... non ti spara nessuno. Quale sbaglia mira. È un aimbot vivente. Oh cazzo. 10-10! Vuoi guidare tu? Vuoi sparare tu? Già hai rotto i coglioni. Oddio! Oddio, cosa che stai guidando normalmente? Ma siamo fuori strada! Chi lo dice? La polizia? Ah. Guardate già il nostro Jason. Niente raga, scrivete nei commenti se... No! È morto! Gira la chiave! che mira ho. Premi il pedale! Non... E cosa vorrebbe dire? Ah! Lisa! Hai rotto i coglioni. Sono davanti a noi! Jason, davanti! Oh, attenzione. Ok, ci sono! Via, via, via! Mamma mia raga, che due coglioni. Perché avevo una pistola che io ho le mie armi? Perché, madonna? Ok, rifacciamo, rifacciamo. Ci sono! Che culo. No, sono morto, mi sto curando. Zigzag! Non abbiamo manco piante, non abbiamo niente. Dai, curati velocemente prima che passi davanti. Vai, 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 vai. Dai, ma non muoiono. Sono morto. Vai, 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 vai. Sì, ci muoio, raga. A zigzag! A zigzag! Cosa? E che il bello è che il personaggio le dice a zigzag, ma lei sta immobile lì a guidare dritto. Devo essere un cazzo di aimbot. Madonna, raga, mi sta salendo l'odio. Voi non avete idea, raga. Aspetta un attimo, Ecco, pronto soccorso. Guarisce 2 unità di salute. Mettiamola subito. Fammi vedere un attimo una roba. Ora qua sono morto. A zigzag! Cosa? Perfetto. Ok, fatta questa scena, come vedete le massist e OP, possiamo rimettere MK. Ma io ce li ho le mie armi. Vaffanculo. Ho solo l'arco però. Secondaria mi ha messo la pistola. Vomitare. Più veloce! Sì, cazzo! Quelle merde non hanno fatto in tempo a dire pa! Oddio, sudato. Ah! Ce l'abbiamo fatta! Rischiare di morire o di essere venduti come schiavi ti diverte? Ehi, Lisa, calmati. Questo è un incubo! Ok, senti, ce la faremo. Sai dove hanno portato gli altri? Hanno portato Oliver in un posto chiamato il bunker, ma non so di Kit e Daisy. E Riley? Di Riley e Grant non so nulla. Grant è morto. Oh, Jason, mi dispiace. Ma ho trovato Daisy. Troverò gli altri. Lei dov'è? In un posto sicuro. Ti ci porto. Ok. Attenzione. Ok, siamo ritornati. In una grotta sotto la casa. Ok, dobbiamo andare in una grotta sotto la casa. Quindi lei è qui. Noi possiamo entrare un attimo a vendere un po' di roba. Oh, meno male, grazie al cielo. Vediamo tutto. Comunque, signori, è successo tutto in un modo movimentato. Benvenuti in un nuovo episodio di Far Cry 3. Nell'episodio precedente siamo andati lì e poi
l'abbiamo presa nel culo da Vas, ecco. Abbiamo un punto abilità che io andrei a mettere con mano ferma per stabilizzare il reticolo per un'arma rispetto al ah, questo non è male poter se andremo a usare i cecchini. Io metterei sempre una roba che ci aiuta a livello di vita, però non la vedo. Boh, questo qui, prendiamo meno danno dalle esplosioni. Guarda lì come si potenzia il nostro personaggio. Ci mettiamo questo qui, l'ottico. Perfetto. Adesso non dovrebbe essere male. Ok, possiamo finalmente andare qua nella grotta e vedere dove sono nascosti i nostri amici. Come cazzo si scende? Ah, da qui. Piano, le ginocchia. Ecco. Perfetto, qui è dove teniamo nascosto, quindi... Lisa! Daisy! Eccola qua, guarda come si rincontrano le due gnocche. Ce l'hai fatta! Daisy, mi dispiace tanto. Senti, basta piangere. Ho trovato questa barca. Se la ripariamo, possiamo lasciare l'isola. Sì, e affondare come sassi nell'oceano. Ha parlato l'espertone. Ragazzi, mi serve aiuto. Deve esserci una testata per il motore fuoribordo, non la trovo. Ok, do un'occhiata in giro. Davvero bella. Su. Allora, dai un'occhiata. le domande sono due. Uno, come cazzo fai a portare sta barca Sono felice. in mare aperto? Anch'io. Pensi davvero che starà a galla? Conosco le barche. Fidati, starà a galla. La seconda domanda è: ci sono 3000 barche che puoi prendere? Vai a prendere una tutta spasciata? Non voglio parlare. Ma vabbè. Cosa sono queste qui? Quelle rosse? No, rosse non mi servono, raga. Servirebbero molto quelle gialle e verdi, soprattutto se ci facciamo un paio di kit medici. Oh, ho preso un pezzo. Trova la testata. Ah, ok, ho preso... Bene, portiamola a Daisy, così si mette al lavoro. Se lei ci crede, accontentiamole, raga. Le donne sono così, bisogna sempre accontentarle, se no sanno rompere soltanto i coglioni. Mentre ci dissociamo, ma anche no, ma anche sì, ma anche no. Eccola qua. Vai Daisy, attaccati l'ande corna sta gialla. Ehi, l'hai trovata! E già che ci sei, pensaci tu. Ah, cioè, che grande. Fa culo. Mi ripeti perché sto sgobbando io? Io innesco l'iniezione. Te lo stai inventando? Hai finito? Quasi! Fatto. Sì. Grande. Ora ci pensiamo noi. Fossi in te darei un occhio a Lisa prima di andare. Ora glielo diamo un occhio, controlliamo tutto. Con te non posso più interagire. Qua cosa c'è? Non c'è niente. Vediamo cosa ci dice Lisa. Ogni notte sogno di stare a Hollywood e poi mi sveglio qui. Mamma mia, dai, non ti viziare. Mi spiace per la tua parte. Non è colpa tua. Dovevo insistere perché non saltassimo. L'importante è che siamo salvi. Ma tu mi hai salvato. Sono qui grazie a te. Quel che ci serve adesso è un piano. Ok, io trovo Riley e gli altri. Tu stai qui con Daisy a riparare la barca. E daglielo un bacio. Proprio Ce ricordo. l'abbiamo fatta davvero per un pelo. Lisa, so quel che faccio. Tranquilla. Sta attento. Non avevi qualche cosa da fare? Bene, 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 bene. Ok, possiamo uscire dalla grotta. Ok. Siamo fuori. Oh, questa gialla ce la prendiamo. Perfetto. Una chiamata da Dennis. Pronto? Jason, ti ho chiamato un sacco di volte. Cos'è successo? Vas mi ha catturato. Sono fuggito con Lisa, ma ancora gli altri. Non sono abbastanza forte per salvarli. Ti serve il potere per sconfiggere Vas. Io non posso darti quella forza, ma c'è qualcuno che può. Si chiama Citra. Citra, la sorella di Vas. Vai da lei. Chi è? Citra è il capo della tribù. Potrà essere la tua guida. Lei svelerà la tua vera forza. Il suo tempio è nella giungla. Ci vediamo ai cancelli. Ok. Attenzione. Attenzione. Mi sono cacciato. Bene, bene, bene.
Perfetto ragazzuoli, io direi di dirigerci allora verso questa sitra. Dove cazzo si trova questa sitra? Vabbè, lì in culo. Ma facciamo una roba, facciamo un viaggio rapido qui e ci andiamo ad attivare questa antenna. Che dite? Magari ci facciamo una secondaria e da sitra ci andiamo nel prossimo episodio. Tra l'altro ne approfitto per dire che una delle cose che... una delle cose che mi ha veramente affascinato a me di Far Cry è proprio questa situazione qui, che tu... Aspetta che accetto intanto la missione. Un pirata sta creando problemi vicino a delle vecchie auto. Uccidilo con un pugnale, vabbè. Ci andiamo a fare una botta questa missione, tanto è verso la radio. Bello il mirino. Pure silenziata adesso. Oh, queste raccogliere che ci servono. E quindi mi affascina molto la situazione, guardate qua. La situazione del nostro protagonista, che fondamentalmente è un ragazzo normalissimo che per una vacanza si ritrova qui completamente a caso e per sbaglio. Cioè nel senso si ritrova in questa situazione non voluta, non siamo un ex militare o nei panni di chissà chi, no. Siamo una persona normalissima, un ragazzo di Los Angeles normalissimo che si ritrova appunto qua in questa situazione e in qualche modo al posto di magari andare in panico, non sapere cosa fare, si ritrova tutt'uno con la giungla, tutt'uno con quello che sta succedendo, senza avere troppi problemi in fondo. E questa è la roba bella di Far Cry 3. Infatti alla fine potremmo addirittura fare una scelta alla fine del gioco, cosa che non vi dico perché vabbè, Far Cry è un gioco che magari tutti conoscete, il 3 soprattutto è uno dei più conosciuti, però magari c'è qualcuno che non lo sa o che non se lo ricorda, quindi io non dico niente fin quando non arriveremo a completare il gioco. Detto questo, io vi dico sempre di lasciare magari un like per supportare e fatemi sapere se magari dopo Far Cry 3 vi piacerebbe vedere nel canale anche Far Cry 4, Far Cry Primal, Far Cry, un po' tutti i Far Cry. Io sono disposto a portarli tutti fino al 6. In teoria abbiamo già finito. Questa dovrebbe essere la scala finale. Esatto. Siamo crashati. No, non è possibile, raga. Non è possibile una roba del genere. Io non so se ci sono i Far Cry. Raga, comunque abbiamo fatto la meglio cosa, perché con il deltaplano ci arriviamo direttamente. Che eravamo arrivati, vero? Vedi, il nostro personaggio ha detto in questa chiamata comunque in cosa mi sono cacciato. Belli questi pensieri che si fa il personaggio. Guarda qua, c'è una missione... Queste io magari le faccio in vostra assenza, manco a dilungarci con le missioni secondarie. Adesso dobbiamo come sempre riuscire ad atterrare. Oddio! Mamma mia, che atterraggio del cazzo, mi sono stoccato una mano. Ok, riscaliamo questa antenna. Ok. Ci siamo arrivati di nuovo all'antenna e l'abbiamo conquistata. Non c'è la musica, quindi è un effetto un po' strano che è quello che dà. Ma ci sta, belli questi luoghi molto antichi, a volte dove ci sono tipo delle... Vedi tipo quel luogo lì, guardate che scultura tipo strana, molto antica. Prima di salutarci ci andiamo a fare questo avamposto. Magari ci trasferiamo qui rapidamente, ci facciamo l'avamposto così testiamo anche l'arma nuova e poi ci salutiamo. Nel prossimo episodio andremo da Sitra. Tra l'altro noi eravamo anche arrivati qui per fare questa missione. Vediamo se l'accettiamo, che era verso di lì. Vabbè, intanto l'accettiamo, noi andiamo a farci l'avamposto che è di qui. Vediamo se c'è una macchina da qualche parte qui. Oddio. Cazzo, è un cazzo di leopardo. C'era un cazzo di leopardo a caso. È pericolosissime queste spiagge. Abbiamo dei squali proprio qui. Guarda, ci sono pure le meduse. Bella pelle di squalo. Io ce n'è un altro. Vediamo se riesco a ucciderlo, così magari con lo squalo possiamo farci qualcosa. Perfetto. Ok, non possiamo fare per adesso niente con la pelle di squalo, però ce l'abbiamo. Sempre meglio averla che non averla. Va bene, allora al posto di fare l'avamposto facciamoci questo ricercato. Ok, non dovrebbe essere lontano. Possiamo anche attraccare qua. Tra l'altro c'è gente, ma noi di questo ce ne fottiamo. Qua dovrebbe esserci qualcosa. Perfetto, comunque il DMR così, col silenziatore, certo il mirino fa un po' cagare. Comunque rigiocare a Far Cry 3 dopo tantissimo tempo mi fa anche capire in effetti i miglioramenti che ci sono sul 4, sul 5. Il 5 per esempio è spettacolare. E sta roba qui fa capire anche che su Far Cry 3 fondamentalmente ci sei affezionato. Uno c'è il valore affettivo che diamo a questo gioco. Però è vero anche che... Cioè io ho sparato il nemico a caso ed era proprio quello che dovevamo uccidere col pugnale. Cioè
Veramente. Ma vai a cagare, va. Ok. Fatto un po' a caso, ma perché non mi ha fatto il saccheggio che volevo io, però l'abbiamo fatto e siamo morti. Vabbè dai, comunque quest'arma, ragazzi, è da dire che adesso che l'abbiamo silenziata è molto forte, È molto più forte. Bene, abbiamo fatto comunque la missione ricercato, tanta roba fatta così. Tra l'altro ci troviamo vicini a una zona di caccia. Volendo potremmo fare anche questa. Volendo, così, bene o male, riusciamo a portare qualcosa in più per questo episodio. Una rara pantera nera ha ucciso un cacciatore. Abbattila con l'arco fornito nella zona. Vabbè, una pantera nera. Questo è un animale unico, per esempio la pantera. Un animale che lo uccidiamo adesso ed è l'unico che avremo, che ci farà fare una roba tipo l'ultimo zaino, l'ultimo portafoglio, adesso non so quale, ma è così che funziona praticamente. Dobbiamo ucciderlo con l'arco. Fortunatamente noi abbiamo l'arco e quindi possiamo usare il nostro. Ah, ma è qua che dobbiamo andare. Madonna, fa culo. Oddio. Ok, ok. Stranamente è stato il miglior atterraggio mai fatto. Ok, dobbiamo andare di arco e la zona indicata è da qualche parte qua. Mi prendo anche queste foglie gialle che ci aiutano a fare la siringa istinto di caccia, che tra l'altro ci spariamo, così almeno riusciamo a vedere dove potrebbe essere questa Allora, raga, possiamo scuoiarli normalmente i giaguari. L'importante è che la pantera nera la uccidiamo. Dimmi che non sei tu. E invece sei tu. Vabbè. Sì, beh, sì, tu dimmi io come devo fare a uccidere un animale, che nel frattempo che io cambio freccia tu mi hai ucciso praticamente. Tu dimmi come. Dimmi con quale fisica, con quale logica. Allora, facciamo un tentativo con il giaguaro. 2. Ok, 3 frecce. Io mi auguro che la pantera gliene metti 4. Quindi se uccidiamo la pantera ci possiamo fare il massimo sul kit delle siringhe. Eccola lì. Presa. Adesso il problema è prenderla di continuo. Madonna di quanto l'ho mancata, raga. Sta scappando. Cazzo scappi. Hai rotto i coglioni. Ma veramente? Presa. Presa. Sì, vabbè, dai, ragazzi. Che cazzo, 5 frecce non bastano. Che cazzo devo fare? Con calma. Con calma. Ma porca madonna, ma è difficilissimo uccidere una pantera così. Oh, mamma mia. Scuoia l'animale. Mamma mia, raga, mamma mia. Facciamo pure il giaguaro qua. Per il giaguaro lo facciamo normalmente con l'arma. Oddio mio, la difficoltà. Pelliccia di leopardo. Perfetto. E adesso possiamo farci quindi siringa grande e siringa max. Signori, io direi che per questo episodio di Far Cry 3 noi possiamo salutarci qui. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, ragazzuoli. Mettete un like, commentate su qualsiasi cosa. Anche, che cazzo, non so se avete cagato. E niente, al prossimo episodio. Non ucciderei i civili. Alla prossima. Ciao belli miei.